La parola definitiva la diranno gli elettori il 30 novembre, ma di certo quella delle primarie sarà sfida vera, nessun agnello sacrificale. Le 2500 firme in più presentate da Simonetta Rubinato rispetto ad Alessandra Moretti a sostegno della candidatura sono un segnale politico molto forte. Oggi era la giornata della consegna ufficiale delle firme, la prima a recarsi a Padova, nella sede regionale del PD, circa 2 ore prima della scadenza, è Alessandra Moretti, che poi ringrazia i suoi sostenitori sui social network per le 6500 firme raccolte. Poco dopo però Simonetta Rubinato, che sembrava con l'acqua alla gola e che aveva denunciato le difficoltà di soddisfare il requisito delle firme in pochi giorni, cala l'asso. Annuncia alla stampa a Quarto d'Altino che le sue firme sono quasi 9.000, ben superiori dunque a quelle della Moretti. Il segnale è quello della gente che chiede di essere ascoltata, secondo la parlamentare trevigiana, che punge anche i vertici del partito. Il nostro puntare sulle primarie, sulla sfida della partecipazione, dare parola agli elettori, secondo me è un valore aggiunto che il Partito Democratico ora deve capitalizzare e valorizzare anche nei suoi vertici, i quali mi aspetto che in questa seconda parte del percorso si comportino con la necessaria imparzialità e garanzie di tutti i candidati del Partito Democratico in gioco. Il significato politico di questo alto numero di firme è chiaro, dimostrare che l'esito delle urne il 30 novembre non è per nulla scontato. Moretti ha un alto consenso, ma la parlamentare trevigiana si presenta in ottima salute. Le firme sono arrivate da Vicenza, Belluno, Padova, da tutta la regione. La sfida a Alessandra Moretti è lanciata. Il problema vero è un altro, è che quando tu dai per scontato il risultato, stai dimostrando una mancanza di rispetto per gli elettori. Questo è il problema, non è il problema tra me e lei. E la Moretti sabato scorso, nell'ultimo weekend di raccolta firme, si è fatta vedere proprio nel Trevigiano a cercarle nella terra della sua avversaria politica. Vedo che c'è una bellissima accoglienza, un bellissimo clima, sono sicuro che il 30 novembre sarà una giornata di grande partecipazione e di grande entusiasmo. Il traguardo delle 4.000 firme è stato raggiunto anche dal terzo candidato, Antonino Pipitone, dell'Italia dei Valori, che non si considera battuto in partenza. Abbiamo coinvolto centinaia di amici, amiche, iscritte e simpatizzanti, adesso si parte con la vera campagna elettorale e vogliamo proporre un'alternativa diversa da quella del Partito Democratico.